doveva scontare la sua pena agli arresti domiciliari in provincia di Venezia. Ha ben pensato però di tentare una spaccata ad un esercizio commerciale di via Trieste a Padova. Guai per un 28enne moldavo regolare in Italia e già noto alle forze dell'ordine, trovato dagli agenti della questura all'interno di un negozio. Domenica notte i poliziotti sono stati allertati da un residente che dalla sua finestra vedeva un uomo con attrezzi da scasso che cercava di sfondare la porta di un locale. Quando la volante è arrivata sul posto ha trovato la porta completamente divelta, oltre a delle tracce di sangue. La scia di sangue arrivava fino al bancone del negozio, dove gli agenti hanno trovato sdraiato un uomo che cercava di nascondersi. Quando i poliziotti hanno provato fisicamente a rialzarlo, l'uomo ha opposto resistenza attiva, colpendo gli operatori più volte e solo grazie all'intervento di un'altra volante arrivata in ausilio sono riusciti definitivamente a bloccarlo. Perquisito è stato trovato in possesso di 110 euro in contanti. Non solo questo, perché nello zaino che aveva con sé sono stati rinvenuti una cesoia, un coltellino, un cacciavite da 15 cm, una brugola da 18 cm e una molla piegatubi in acciaio da 52 cm. L'uomo è stato arrestato e messo a disposizione dei magistrati. Il questore di Padova, Marco Dorisio, intanto, ha disposto per lui il foglio di via dalla città della durata di 4 anni ed è stato avviato l'iter per la revoca del permesso di soggiorno.